Una convivenza difficile, fatta di scontri verbali e anche di minacce, è quella che ora dopo ora sta emergendo dall'indagine sull'omicidio-suicidio di Spresiano. Tra Bruna Mariotto, 51 anni, e il suocero Lino Baseotto, 80, i rapporti si erano deteriorati da tempo, piccoli screzi quotidiani ingigantiti dalla coabitazione sotto lo stesso tetto, seppure in due appartamenti separati. In un caso le minacce di Lino nei confronti della nuora sono state addirittura di morte. Che i rapporti fossero turbolenti lo hanno testimoniato fin dalla prima ora i vicini di casa e gli stessi amici della famiglia. Certo, nulla che facesse presagire l'epilogo del 2 giugno, con Lino che imbraccia il fucile e spara in volto alla nuora per poi usare l'arma contro se stesso nel vicino capanno degli attrezzi. Una mattanza avvenuta sotto gli occhi della figlia non ancora tredicenne di Bruna, che ora con il padre Claudio si trova a casa dello zio materno Denis. È lui che si sta prendendo cura di entrambi. A Ponte della Priula invece, dietro queste persiane, c'è il dolore di Oliva Granzotto, madre di Bruna. A lei e alla famiglia va il pensiero della comunità di Susegana. E appena sarà magari terminata questa prima fase di scompiglio e di grande confusione, diciamo, mi recherò sicuramente a porgere le condoglianze da parte dell'amministrazione comunale. Adesso credo che la famiglia preferisca vivere in silenzio il proprio dolore. Si trova a casa della sorella Lovadina la signora Rosa, la vedova di Baseotto, l'altra persona che si trovava in casa al momento della tragedia insieme alla nipotina, ma che a differenza di quest'ultima non avrebbe assistito alla scena. Resta invece sospesa l'atmosfera nella villetta dell'orrore in via 24 maggio tra Lovadina e Visnadello. I sigilli parlano di una situazione cristallizzata al tragico pomeriggio di mercoledì, quando le urla della bimba e il primo scoppio hanno fatto intervenire i vicini di casa. La lite, l'ennesima, esplosa per il cane della donna che infastidiva il suocero, ma c'erano anche problemi connessi al pagamento del mutuo. L'autopsia sui corpi, affidata al dottor Alberto Furlanetto, è prevista per lunedì. Si deve capire se Baseotto abbia agito alterato. Solo dopo potrà essere dato il nulla osta alla sepoltura.